Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Il tema della giornata è l'esercizio fisico come terapia. Ne parliamo con il cardiologo, il dottor Lucio Moss, che ricordiamo appunto è past presidente nazionale di cardiologia dei cardiologi dello sport. Buongiorno, grazie per essere qui. Abbiamo detto che il tema della giornata è esercizio fisico come terapia e quindi, essendo una terapia, deve avere determinate caratteristiche, deve rispondere a determinate caratteristiche. Allora, sì, ormai che l'esercizio fisico faccia bene, l'abbiamo letto, lo leggiamo, viene ripetuto da tutte le parti. I problemi sono due: che tipo di esercizio e cercare di fare in modo che la gente cominci a fare esercizio e che poi lo continui. Per quanto riguarda come fare l'esercizio va inteso come una terapia, provoca ad esempio una riduzione della pressione pari a quella di un farmaco se eseguito bene. Però come tutte le terapie ci devono essere delle dosi, noi prendiamo una pastiglia, prendiamo dei milligrammi e la prendiamo 1 o 2 volte al giorno, quello che c'è, quello che è. L'esercizio fisico ha delle dosi anche lui che sono nell'acronimo FIT, frequenza. Quante volte dobbiamo fare esercizio? Le linee guida dicono almeno 2-3 volte a settimana, come minimo almeno 2-3 volte a settimana. Intensità, quanto esercizio fisico dobbiamo fare? Dobbiamo fare un esercizio fisico che sia intorno al 60-70% della nostra frequenza, della nostra capacità massimale. Quindi non è lo stesso esercizio per tutti i soggetti, ma in qualche modo va praticamente viene cucito, come le terapie che adesso vengono... Adesso la terapia sartoriale è di moda, tanto di moda, adesso, quindi viene anche cucita questo addosso all'individuo. Anche perché se non stiamo parlando di atleti, stiamo parlando di persone che hanno dei problemi o di persone che vogliono star meglio, se noi andiamo sopra l'80%, i dati ci dicono che potremo avere anche dei danni. Per cui dobbiamo rimanere sotto l'80% della sì, proprio capacità. come le terapie, come i medicinali. Come i medicinali. Li Oltre prendi un in tot fa male. eccesso, ecco, se li Oltre un prendi in tot fa eccesso... male. Frequenza, intensità, time, quanto tempo? Tempo, si dice almeno 45 minuti 3 volte per settimana, come dicevo prima. Il tempo può essere anche fatto a spizzichini, nel senso che uno ha 10 minuti e fa 10 minuti. L'importante è che però si raggiunga il totale della settimana, però il minimo devono essere 10 minuti, almeno 10 minuti. Ah, quindi non è indispensabile no, se uno ha la fare pausa... La ricreazione, la pausa caffè e fa un po' di esercizio sulla cicletta o quello che è per 10 minuti, però deve farlo per almeno 10 minuti. L'importante è che poi il totale torna. Type, intensità e tipo di esercizio. Che esercizi fare? Esercizi fare sono gli vari studi dicono che la cosa migliore è combinare l'esercizio aerobico, tipico esercizio aerobico è la corsa, la bicicletta, il nuoto, eccetera, con un po' di esercizio isometrico, movimento delle braccia, lievi sollevamenti pesi, non andare mai sotto sforzo. E combinare i due tipi di esercizio è certamente la cosa migliore, anche perché si sfruttano anche tutti quanti i benefici a livello muscolare, a livello articolare, eccetera. Quindi anche in base alle patologie che ha una persona si può cucire, addosso questa terapia del movimento. Per fare questo come si fa? Come abbiamo fatto, io posso dirvi come abbiamo fatto noi in Friuli, simulando un po' e cambiando un po' quello che è successo in varie parti d'Italia. La prima cosa è stata fatta istituire questo, ancora prima del Covid, questo ambulatorio per la prescrizione dell'esercizio fisico che è stato istituito nell'ospedale, nel presidio di Gemona. È nato e ha avuto tra mille difficoltà, soprattutto per via del Covid, è una cosa voluta anche dall'azienda sanitaria sulla quale si è investito, e in questo posto, come vedete qui, viene somministrato l'esercizio fisico, cioè questi soggetti che qui vedete che fanno esercizio fisico, adesso la palestra ha meno soggetti per via del Covid, se noi andiamo avanti vediamo che per tutti i soggetti è stato fatto un protocollo personalizzato. Protocollo personalizzato vuol dire che fanno un test da sforzo su un treadmill, come nella diapositiva adesso, o
sul cicloergometro, dove viene calcolato il consumo di ossigeno, e quindi viene personalizzata la quantità di forza e di esercizio che questi devono fare. In più fanno dei test di forza e flessibilità, il tutto con l'aiuto dell'Università di Udine, i laureati in scienze motorie, che somministrano, è una vera e propria somministrazione, questo tipo di esercizi sempre molto personalizzati. Avanti. Il tutto, siccome Gemona è un bel posto, al di fuori c'è un bel posto ed è più bello fare l'attività fuori, vedete che qui ci sono dei soggetti che fanno attività all'aperto in un percorso che è stato fatto con delle macchine apposite. E come vedete ogni paziente viene monitorato e gli si dice stai correndo troppo, stai andando troppo poco, eccetera. Quindi sono sempre controllati dal laureato in scienze motorie che personalmente li praticamente controlla. sono seguiti, loro hanno addosso un cardiofrequenzimetro sì, banale da 27 euro, quindi non è una spesa, voglio dire così, e loro sono seguiti. In più, quando hanno imparato cosa devono fare, perché non è che possiamo fare in ospedale, nel presidio, possiamo tenerli per sempre, anche perché i posti sono limitati, devono imparare a fare l'esercizio e poi vanno a casa se ci sono le prossime. Ecco qua, e vedete, loro sono collegati con un'apposita app, questo è il diario di un soggetto, che come vedete questo è bravissimo perché esce ogni giorno, questo è pensionato, quindi può uscire ogni giorno, e noi sappiamo quanto ha fatto, cosa ha fatto e che tipo di esercizio ha fatto nella prossima che vedete anche la frequenza cardiaca che ha avuto, quanti chilometri ha fatto e per la sua, anche se non è molto importante in questo ambito, quante calorie ha consumato durante la sua attività. In più possiamo vedere il percorso che ha fatto e se vedete quella riga sotto dove c'è una striscia azzurra e una striscia gialla, l'andamento della frequenza cardiaca rimane tra il verdolino e l'azzurro, quindi questo sta andando a una frequenza cardiaca giusta per quella che è stata programmata la sua attività, e questo noi li vediamo subito in real time, quindi possiamo correggerli telefonicamente o con una mail e dire stai andando bene, stai andando male, eccetera. Perché lui è dotato, cioè esce con questo apparecchio addosso che è collegato con noi, insomma. Ecco, quello che mi diceva che costa 27 euro, sì, non costa. Quindi è sufficiente. Quello lì attaccato, l'app è sul telefonino, uno c'ha il telefonino, sì, c'è un'app gratuita che si collega a questo apparecchio, il telefonino trasmette i dati, se non li trasmette perché il paziente sta facendo la corsa in una vallata dove non viene, li trasmette alla fine della cosa. Sì, e quindi a voi arrivano in tempo. Ci arrivano in real time l'andamento del cuore di questi soggetti, in alcuni abbiamo addirittura scoperto alcune patologie perché hanno presentato durante gli allenamenti alcune aritmie e quindi abbiamo potuto anche addirittura diagnosticarle. In questo modo il paziente non può venire a raccontarci io ho fatto o non ho fatto. Questo è un altro paziente che come vedete però la riga sotto dove c'è il grigio, quella riga rossa che è la frequenza cardiaca va sopra di quella che dovrebbe essere il range della frequenza di questo soggetto. Vedete, questo soggetto è sempre girato vicino a casa, è un soggetto con delle patologie importanti, non voleva allontanarsi tanto, il percorso è sopra, però anche questo vuol dire che è andato troppo, ha fatto troppo, cosa che qualche volta all'inizio i pazienti tendono a fare perché tendi a dire bom bom faccio di più, invece no, bisogna fare il giusto. La terapia va fatta al giusto, non è che uno prenda 4 pastiglie di antibiotico per fare prima, l'antibiotico va presa una ogni 8 ore per il dosaggio che è stato dato. E voi potete seguire quante patologie, cioè soprattutto quelle legate... Noi seguiamo praticamente tutti i malati cronici, seguiamo i trapiantati, la novità è anche questa, che siamo uno dei pochi centri in Italia che seguono i trapiantati con l'esercizio fisico, i trapiantati di cuore, i trapiantati di fegato e i trapiantati di rene, per cui l'esercizio fisico è certamente porta certamente un beneficio. Seguiamo i malati di cuore, seguiamo pazienti con patologie croniche anche polmonari, abbiamo anche dei pazienti molto gravi. Ci tengo a sottolineare che non è una riabilitazione, questi sono soggetti che hanno già fatto la riabilitazione, hanno già fatto la terapia, l'esercizio fisico è una cosa in più oltre alla loro terapia, quindi non è una riabilitazione cronica tra parentesi. Ah, quindi c'è la terapia sempre con la terapia per bocca, con tutto quello che devono prendere, sì. E questo è importante perché se uno prende dei farmaci, l'esercizio fisico deve tenere conto dei farmaci che prende, perché sennò andiamo a far danni. Sì, quindi dovete tenere va personalizzata, sartorializzata come ha detto lei prima.
Sì, e si va sempre più, la medicina sta andando sempre più verso una personalizzazione. sì. Certamente questa è una novità che anche l'altro giorno ho presentato i dati al congresso della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa a Padova. È una cosa che stupisce un po', che crea molto interesse, anche perché soprattutto dei pazienti... E nasce qui in Friuli. È nata a Gemona, voluta dalla direzione dell'azienda sanitaria come novità, insomma. Ecco, Sì, beh, ma man mano che vado avanti, anche negli anni, anche con questa trasmissione, scopro attraverso i professionisti friulani che qui effettivamente nella nostra regione siamo avanti. Non dico anni luce, ma abbiamo più fantasia anche dal punto di vista della ricerca, soprattutto in ambito medico. Sì, questo sicuramente. Però fuori non si sa, No, si sa di più, tante volte anche i dati che noi abbiamo cominciato a ottenere, eccetera. Perché si va sempre a cercare, presentati a livello nazionale e anche internazionale. Adesso i congressi medici erano un po' meno, però sicuramente li abbiamo presentati. Recentemente abbiamo presentato a Chicago un altro progetto di cui parleremo la prossima volta, il progetto regionale, abbiamo presentato al congresso americano sugli stili di vita il 3 di marzo a Chicago, e anche questo ha destato molto interesse. Questi dati poi li abbiamo presentati più volte in Italia in vari congressi. Bene, il tempo a nostra disposizione, a sua disposizione è scaduto, non posso fare altro che ringraziarla per aver partecipato alla nostra trasmissione. Comunque so già che ci vedremo nella prossima puntata, sempre per collegarci a delle idee che sono state lanciate in questa puntata, e poi parleremo in modo particolare di problemi al cuore, di infarto, il post-Covid, long Covid, insomma diversi argomenti dei quali parleremo giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Grazie per averci seguito, arrivederci.